Spagna, dove per la prima volta si sta provando a realizzare una vera e propria cura per la progeria e con una vera e propria terapia genica dove si va nel nocciolo del problema, nel DNA, e si cerca di eliminare le mutazioni. Ecco la nuova frontiera per combattere la progeria, altrimenti detta malattia dell'invecchiamento precoce. Studi per una terapia genica che hanno bisogno di fondi e i 16.000 euro consegnati oggi alla Onlus di Semibasso serviranno proprio a questo, a dare speranza non solo a chi sta vivendo l'esperienza di Semi, ma a molti altri che sulla scia di questi studi potrebbero presto trovare risposte per molte altre malattie rare. Ecco dunque l'importanza della vendemmia solidale dello scorso anno alle Manzane di San Pietro di Feletto, azienda che dal Prosecco sa ricavare anche solidarietà. La cosa è nata 7 anni fa per gioco, poi si è sviluppata successivamente. Poi l'idea ci è piaciuta, ci faceva sentire bene e è diventato un punto fermo la giornata di vendemmia solidale per la nostra azienda e per i nostri ragazzi. E oggi Semi ha voluto brindare con tutti, proprio con quel prosecco che sosterrà la ricerca avanzata degli spagnoli. Io ho mandato delle bottiglie agli spagnoli, tra l'altro delle persone squisite con cui ho avuto il piacere di lavorare proprio insieme perché ho fatto la tesi lì e mi hanno mandato le foto e hanno molto apprezzato. Prosecco solidarietà dunque, che alle Manzane si rinnoverà anche la prossima vendemmia, sempre verso chi sperimenta, per dare risposte a tante malattie, e sarà per una Onlus che utilizza solo staminali etiche. Percorsi di speranza, ma anche esempi di solidarietà veneta. Se pensa che in Regione Veneto abbiamo il più alto numero di associazioni di volontariato e di volontari iscritti a queste associazioni, questo la dice tutta nel grande cuore dei veneti e nella solidarietà che noi sappiamo dare.